Vabbè, 6:30 del mattino. Per colpa di quel merda di oscurante che ero andato a comprare quella volta, che si stacca col vento. Sai? Cos'è là? Le vengo qua, cioè l'aperta il portone e la dita, Van Life. Cosa bevi, oddio caro? 1 litro di sugo e frutta. E poi sta male. Dio caro, sugo e frutta, freddo del frigo, mezzo litro così prima mattina. Guarda, briochine, roba dolce, carichetta fuori, tac, sì, faccia par freddo prima mattina, guarda, braghe curte, maglietta a maniche curte, ottobre, guarda, tac, e lui fa a Van Life qua, e poi è scagotto. J'ai vento, j'ai wind, perché si è bora male wind, perché non si parla più italiano, quindi si dice wind. Pausa fatturazione. Voglio immortalare questo ricordo quasi come fosse una fotografia di quella volta che rimanemmo sull'Inaria Camper perché avevano chiuso, però credo che per stasera alle 6 dobbiamo uscire anche noi. No, un suino, sì, difatti, guarda. Un suino. Io voglio andare a Sanremo. Ugane, come chiama? Come chiama? Chiama bene, Mi sto allenando perché forse vado in Calabria, adesso non lo so. Caro il Zipi, che gli ho dato i biscottini, uno per sbaglio mi aveva morso la mano e c'è di vedere che male che c'era rimasta, cioè come gli avessi tirato una pugnalata, e allora là a dirgli ma no dai, e allora gli ho dato altri 5 biscotti, quindi adesso ha capito che se vuole 5 biscotti deve pinciarmi una mano. Tramonta marchigiana. Recanati, la città è molto bella, Google Maps ci ha fatto fare una strada che è molto bestemmiosa, adesso ho finito di bestemmiare quindi ho avviato il video, costa 12 euro, c'è anche la corrente inclusa e la tariffa è 7 euro 12 ore. Hai fatto il tuning con le bombolette? Avevi ragione tu. Cazzo, avete visto tutti gli altri che lo facevano? No, io non ho visto niente. Cagare, però lui che scommetteva che non ci arrivavi a capire. Ho vinto la scommessa. Hai vinto la scommessa. Non siamo arrivati? Quanto manca? Ho fame, ho sete. Dai. Se anche tu non voglio fare niente nella vita, sai che c'è l'ascensore che ti risparmia un piano. Sì, questo si mette vertigini, basta non guardare sotto. Bello! A tratti è abbastanza scenografico, è un po' gubbio. Forse non tutti sanno, sì come lo dico, forse non tutti sanno, cioè proprio, che bello, guarda che bello da vista all'alto con le luci, che Recanati è la città natale di Giacomo Leopardi. Infatti appena sono smontato mi è venuto su a depressione, perché Leopardi era uno un fia depresso, un fia sempre malaticcio, fianga perché come singano stia sempre sentendo a scrivere, no? Che bella questa cosa a me sconosciuta. Scusa, che lavoro fai per poterti permettere? Castello. No, non so, l'entrata. Questo castello. Non lo so. Sai che è zona traffico limitato, pensa se non era. Porca miseria, per fortuna che hai una ZTL, Dio caro, se no, porco can, le macchine qua che in tangenziale. È molto bello, peccato l'infinito via vai di macchine, stradine, guarda che vialetti. Sarà da qua che si è ispirato Leopardi all'infinito via vai le macchine. Famoso signor Volpi. Ma è bello, no, non le impalcature, bello, questo un uomo, no? Dove sono tutti questi edifici alti che ti confondono. Sì, devo sempre portarti dentro alle chiese per capire un po' gli stili, ma soprattutto i skei che gira in quei posti. Beh, a porta a farla cagare. Porco cane, è il presepe. Io devo far messa, dopo il prete ne incarna. Come i nostri, nel senso, lo stile e i colori sono come quelle nostre venete, ok? O del veneziano, ecco. Sai quando ci sono quei tormentoni che uno non può resistere, ti rompo dietro e tu parti con dai che venerdì e lui Dio. Guarda che belle fiorette, buonasera.
Ah, i famosi tipo monasteri. Non c'entra niente a Mona, c'entra che sei tipo i preti, no? I fratti. E dentro, in questi monasteri, te che fa caso, che c'è sempre sta piazzetta, di solito con fiade erba, un fiade giardini rincurasse, che qua noi avevo io stare drio, e il tutto circondato appunto dai stanzoni. E alcune stanze erano tipo cappellette, chiesette. Eh sì, a casa è Somorosa, vedi? Qui ha de coso, de carboni. Silvia, lo sai? Sai che Leopardi si butta ancora. Silvia, chi sai? Cazzo, è furbi, fa dolcetto e scherzetto in tabacchino, lo risidi e caramelle. Brave, cazzo. C'è le maestre che portano i bambini di sera. Beh, bello. Qua hai ragione tu, non stavo riprendendo, giustamente, ha osservato, cioè, sa ingravidare, ha fatto i fiori, chi si tegne, sai, maestre che fa i sui. Escono la mattina dopo. Esatto, era. No, concordo. Anzi, concordo, è come campo. Sta gettando la testa. Mamma mia, tutti sti negozi strani. Un po' rompicazzo, però, non entrate, non qua e non là, cioè, e respira, in fila per tre con il resto di due come la canzone. Trova, visto che è una città un po' in qualche modo romantica, no? Perché rievoca gli amori che Leopardo nutriva per la giovane Silvia, no? Troviamo la tua Silvia qui, te la fa su tutto mi. Sono tutti vestiti da Halloween con le maschere dell'orrore. Guarda, sti qua addirittura vestiti da Vigilis di qua. Olfo, vieni! Olfo! Ma perché un amico così omosessuale? Cioè nulla contro... Ma perché? Erano lì che... No, è andato in chiesa, ha chiesto asilo politico. Olfo! Vieni qua! Vieni qua! Vai dalle ragazze! Vai dalle... Lo so che tu hai paura di ste robe, ma non è che perché Martin si è sposato... Cioè, ma... Vedi Martin, cioè, hai dato il brutto esempio, dopo la gente ha paura. La gente ha paura di sposarsi e non portare le bomboniere agli amici. Ma del film è roba mia, non così grande. Ma che... Qua la sala sta battagliando. È bellissimo, questa è Piazza Leopardi. Oh, non so, ma è elettrico, ma tira solo. Una città che incanta, ragazzo. E da tanto non visitavo una bella città. Perché ormai le avevo fatte quasi tutte. A Recanati non ci avrei scommesso. Molto bella. Cioè, stiamo passando tutti questi odori, tutte queste cose. Non c'è tanto paura. Fa più senso. Fa più senso che non c'è paura. Diciamo che per le teenager per loro è così, è un po' pornab, un po'. La moda dei giovani. Ma ogni scusa è buona. Carnevale fuori stagione. Vabbè, ma come dicono i teenager ci sta. Devo ancora capirla, come quello che va a chiedere come cazzo si veste la gente. Ho la maglietta di sta marca qua, ci sta. Cazzo vuol dire ci sta? La moto elettrica? Quella qua, sì. La mette sul camera, quella lì. Ma cazzo, te scherzi? Sì, porca puttana, ecco Dio buono, se avessi il garage. Ma che fatto? Porca puttana, moto elettrica, col garage, tanta roba. Vediamo cosa farò da vecchio, magari metterò un portamoto. Cosa? Chi vende? Che vende le lampade. Vende le cose? Maschera, no, che maschera? Ah, l'ho visto, è vero? Chi è che mi ricorda? Un po' Caldogno dal colorito, vero Caldogno? È vero, tira fuori Olfo! Meno di quintale, meno di 100 kg. Tradotto così in ignorantesco. No, stanno vendendo per il camper, perché lui ce la regalasse. Camper c'era adulto, sì. Non mi regala mai. Cioè, fai la colletta, fai il crowdfunding. No, io ti mettevo le... Ah! Mi ho preso paura io. Mettiti sul camper a fette con la conchiglia. Sì, ho degli amici che fatturano tanto, sono pieni di soldi e non mi fanno mai nessun regalo. Vedo una cosa che mi piace e ha ragione Olfo, cioè i miei amici al massimo mi rubano la bici, cioè marathon. Ma no, secondo me per gli adulti devono vestirsi da finanza, allora sì prendono un po'. Sono rimasto malissimo,
D'altronde sono anch'io vittima della società dei consumi, per metterla così in termini pasoliniani, la quale mi ha ipnotizzato con questa moto elettrica. Cioè, pensa a te, tu con i pannelli solari d'estate, cosa che mi pinza sotto, ti ricarichi la moto gratis. Quindi è la cosa, Calagorizzè. Cioè, visto il sindaco che è andato in Sardegna, allora il National Geographic ci ha fatto il libro. Papà! Papà, 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 papà. Non sei troppo grande per lo zucchero filato? Li sta galvanizzando. Dai, animo! Dai! Voglio documentare le preferenze. Allora, questo è quello che il merda di Tramanzoli ha dato a Olfo e sto schittino è quello che ha dato a me perché mi ha sentito parlargli dietro, altrimenti non mi dava neanche questo. Chiamala come vuoi, ma ho fatto la mangiare lo zucchero filato alla fragola annusando i peperoni alla griglia experience. È un po' lunga, però vende. Ringrazio, ma voglio che tuo marito mi veda senza niente e che gli vengano i sensi di colpa e un giorno quando riguarderà questo video si ricorderà di quanto merda era. Tipo quella volta che ti ha fatto piangere che tu lo aspettavi, uguale. Questo è il negozio della Tum, non tutti conoscono la Tum, il castello Tum, eccetera eccetera. Praticamente sono queste specie di statuine, un po' con questo effetto appunto Tum, cartone, che costano l'ira di Dio. Però se te muovi te dai sconti fino al 50%. Allora, sei così di forza, Dio. Sì, e siccome ha tanto paura delle ragazze del genere femminile in generale, sorridi, è che lui proprio fa paura alle ragazze, proprio, quindi è proprio il suo Halloween. L'hai fatta? Il giovane favoloso, che è il titolo di un film, per chi non lo sa. Che testiamo i bar tipici. Magari un tempo Leopardi, visto che siamo in piazza Leopardi, veniva qui a prendersi le ombre. Quindi qual è il miglior modo di rievocare questo attimo di passato se non con l'olfatto, il gusto e la vista? E anche l'udito si presenta. Rendiamoci conto che siamo in piazza Giacomo Leopardi, piazza Leopardi, maledetti disfattisti. No, è strano, come quella volta in Austria che non c'era nessuno alle 8, sulle 8:10, lascia stare il bar. In piazza stanno smontando, non c'è già più nessuno per strada. Birete a parte, andiamo a ripercorrere le antiche strade, gli antichi luoghi calpestati dal Giacomo Leopardi. Calpesta anche tu, Tramanzoli. No, le M&M's, fai vedere come calpesti i luoghi della storia, come quando io vado a Venezia e dico qua c'è passato il Goethe, cioè, capisci? Ma è proprio per preservare questa bellezza, secondo me dovrebbero vietare i pacchetti dell'auto qua. Guarda che pugno nell'occhio, guarda. Anche sti cartelli qua in plasticon, i cartelli da mettere. Allora, che porta dell'800 con quest'auto che rovina tutto. Magari al pubblico non interessa, però come ho fatto presente ai miei amici, voglio farlo presente anche al pubblico che qui l'Aulin è tanto sentito. È un bel paese, mi sembra quasi quei paesi che visito con l'Alessia e il Giacomina quando andiamo in Puglia, no? Che vediamo sempre tutte queste cose che ti lasciano senza fiato, cioè no, in realtà il fiato ce l'hai, respiri senza problemi, ma è un modo di dire, un'espressione. Io sono matto per ste robe. Anche Olfo si è intrippato col discorso dei mattoni. Sì, io farà il censimento dei mattoni di tutte le case. Sto portando per tutti uno per uno. No, beh, no, quello, ma vedete, questo è restaurato, quello no, hai capito? Questo preciso momento, che belle sgabbiotte là in alto. In questo preciso momento siamo in via Leopardi e vedo che come lo dici piano, non so, per creare che ritorni, Non è che si spaventa. come pubblicità delle macchine, cioè 104 cavalli Bentley.
No, comunque giustamente ci marzano bene con questo discorso del leopardi. Del leopardi mi piace tantissimo questa rappresentazione che ha quel sorrisino che par quasi mi tocca. Dai, finiamola che poi ritorno alla mia depressione. Ah, bellissimo, è tutto molto incantevole, veramente incantevole. Ho trovato anche l'aggettivo giusto, quindi lo userò per la terza volta. Incantevole. In più anche lo calcherò. Cos'è? Una chiesa. No? La chiesa. Ah, ecco, ma guarda che io me l'aspettavo veramente così. Occhio che adesso mi giro, ti faccio vedere la casa di manco che c'è scritto casa Leopardi, quindi deduco che sia questa casa del Leopardi. Mi aspettavo proprio una palazzina, un po' come quella di Gustavo Roll. Così, proprio guarda, mi immaginavo proprio così. Chi sei Gustavo Roll? No, non era un mistico, era semplicemente uno molto molto acculturato che sapeva giocare molto di psicologia. Ora ti faccio entrare qui. Silenzio, questa dovrebbe essere bella. Eh beh sì, ha il suo fascino. Da quell'effetto di cripta al triangolo massonico, che bello. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore. Ma era buona anche, mi scrive sta roba. Cioè, non è che vuole... Ma lui è arrivato prima. Capito, ma adesso non vorrei fare questo disfattismo. Bello! Veramente? No, voglio documentare mentre consultate le antiche pergamene. Consultate le antiche pergamene. Vedi, c'era l'ascensore. Ma fai che poi chi ti vede dice cazzo, guarda come consulta, cioè come... Come consulto, la Rigo. Siamo saliti da qua, di fronte c'era l'altro ascensore. Capito, ma non sminuire così le cose, cioè fai la scena di quello che consulta l'antica pergamena, cioè un po' di enfasi sulle cose. Punto panoramico. E va la sciura qua a basilico che ha, guarda che roba. Porta all'orizzonte. No. Si vede anche il mare, ma che bello! Oh, che rompevi i coglioni del mare, guarda. Umare, c'è la luna in mezzo un mare. Va, aspetta che la centro, così la canzone ha anche senso. A luna in mezzo un mare, proprio verticalmente in centro. Questa magari è per pochi, è la villa del nero, quello di GTA 5, non so se vi ricordate, è quella che hanno preso per scaricare le tasse e hanno detto guarda tu vivici dentro perché deve risultare che è di qualcuno, è fatta uguale. E lì c'era la cuccia Rottweiler, che non è una parolaccia, cioè fra di loro nel videogioco si chiamano così. Cioè fra di loro nelle gang si senti dire yo my niggas. Cioè, lo dice un bianco, no, lo fucilano. Però, aspetta, perché lui ha le gambe lunghe. Porco cane. Anche. Stupenda città, ragazzi. Te la consiglio, sì. Come mi dicevano però i disfattisti dei miei amici, probabilmente questo mio apprezzare la serata è dovuto anche al fatto che c'era Halloween. Hai visto, c'era molto movimento, era bello, c'era la musica e tutto quanto, quindi effettivamente forse è stato anche quello che ha ingrandito un po' la considerazione che io ho su questo posto. Però quello che hai visto nel video è quello che troverai, non ci sono filtri e non c'è niente. Vero, io non ho neanche ripreso, ma penso che abbiamo fatto quella curva con quel tornante in camper. Abbiamo trovato il carico e scarico, adesso andiamo a vedere CP permettendo se funziona. Non vi aprirà nessuno. Ok, forse non tutti sanno, noi visto che abbiamo dovuto impararla te lo diciamo, quando arrivi non parcheggiare sotto la città, parcheggia nel parcheggio quello davanti, perché il parcheggio quello davanti è comunque per camper, c'è scritto il cartello, c'è anche la colonnina, guarda qua la colonnina. E è dove trovi poi il carico e scarico, che adesso andiamo a vedere se funziona. Ah, ecco perché questo, perché non è storto, di là se è tutto storto, altro che cuni che volla. Mamma mia, che cagata dargli fuoco, devi pagare a 5 euro oltre i 12 che hai già pagato, ma va a fare in culo. Fai un distributore, carichi là. In tanti c'è scritto pagare, ma funzionano, come quello là in Toscana, difatti funziona. Lo segno, c'è da pagare ma puoi farlo, porca miseria. Che paghi o non paghi te lo fai lo stesso. Vabbè, comunque hai capito, quando arrivi ti metti nel parcheggio quello panoramico che è sempre camper e paghi uguale. Sei dritto e hai il panorama della città illuminata.